tradizioni, quindi dobbiamo educarli bene, far sì che amino le nostre tradizioni. Un grande applauso, Villdobrana, Villa Urbana, Gianni Ore. Grazie a Villa Urbana. Intanto io farei un grande applauso agli organizzatori di questa manifestazione, il gruppo storico, l'associazione San Leonardo, un grande applauso, i Fedales del 69, l'amministrazione comunale, la Prolocco e chiaramente c'è anche il patrocinio dell'Unione dei Comuni, quindi un grande applauso a tutti gli organizzatori che hanno reso possibile questa manifestazione. Adesso ci spostiamo nel Barigado e prepariamoci ad accogliere il gruppo folk Busacchi Bella Mia di Busacchi. Vi siete portati fan, vero? Ci sono i vostri fan, avete la clac qui tra il pubblico. Barigado nel Medioevo, Busacchi nel Medioevo era appunto la capitale del Barigado, oggi è il paese del lino, un gruppo storico molto importante, molto famoso. Filippo Figari, il pittore Filippo Figari si è innamorato delle vostre tradizioni, dei vostri abiti, e quindi quando gli è stata commissionata, quando gli sono stati commissionati i quadri per il comune, per la sala dei matrimoni del comune di Cagliari, ha deciso di recarsi appunto a Busacchi perché voleva rappresentare la Sardegna vera, non voleva fare folklore, voleva rappresentare appunto la Sardegna viva, quella delle tradizioni reali, e dal soggiorno a Busacchi è nata questa collezione di quadri bellissimi, quindi chi si sposa nel comune di Cagliari appunto contorniato da queste scene che raffigurano appunto la vita a Busacchi. Due balli ci mostrerete qui quest'oggi che mostreranno appunto tutta la vostra maestria. Noi ne approfittiamo per invitare tutti a due importanti manifestazioni che si tengono a Busacchi. La prima è il 29 e il 30 di giugno, la Sagra de Suzuku, che è appunto una pietanza, un piatto tipico di Busacchi, questo centro molto caratteristico. Avete delle case rosa in trachite disposte ad anfiteatro, quindi un centro molto pittoresco, centro di passaggio tra l'altro. E poi il 14 e il 15 di settembre per la Sagra dell'Amore. Voi siete il paese dell'amore, quindi c'è appunto la festa dell'amore, quindi visitate Busacchi durante queste due date. Due balli, dicevamo, il primo è Suballu de Busacchi, che permette di mostrare tutta la maestria dei ballerini e l'eleganza e la compostezza delle ballerine, e poi c'è Sannanza, che è appunto un passo frenetico chiaramente da parte degli uomini, mentre le donne sono sempre composte e rigorose. Vi accompagna Matteo Diana di Siaman, anche lui accompagna diversi gruppi del Barigado, del Campidano di Oristano e di Cagliari, e quindi un grande applauso per il gruppo folk Busacchi Bella Mia di Busacchi.